Se pensa alla rappresentante dell'AIPE di venire da Padova e umiliare la gente di questa terra, le comunità che qui hanno sofferto e voler denigrare il sangue dei martiri di questa terra, ha sbagliato di grosso. E questa è la dura replica del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alle parole pronunciate da Floriana Rizzetto, rappresentante dell'ANPI di Padova, nel corso della cerimonia del 25 aprile alla Risiera di San Sabba a Trieste, l'unico campo di sterminio nazista presente in Italia. Il governatore, inquadrato sullo sfondo mentre la Rizzetto parlava al microfono, dava già segnali di inquietudine, mentre la rappresentante dell'Associazione dei Partigiani trasformava il suo intervento da celebrativo a politico, stigmatizzando l'autonomia differenziata e la riforma del premierato in corso. Il mito dell'uomo solo al comando non è morto, come molti di noi pensavano e speravano. Poi il volto del governatore si è riempito di sdegno al commento sulla storia dell'esodo e delle foibe. Le complesse vicende del confine orientale, cui prima si accennava, continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato. Quando ci renderemo conto? È una vergogna, il labiale del presidente, trattenuto prima dal sindaco di Trieste di Piazza e poi dal prefetto Signoriello, dal lasciare il luogo della cerimonia. E devo dire che l'intervento che ha fatto oggi nella Risiera di San Sabba la rappresentante dell'ANPI proveniente da Padova, con un intervento di fatto riduzionista sulle foibe, è inaccettabile, se fatto soprattutto da un luogo del dramma come la Risiera, e vuole umiliare un altro luogo del dramma quali sono state le foibe.